Il Friuli Venezia Giulia si affaccia alla prossima stagione estiva e l'assessorato al turismo, quello guidato da Sergio Emidio Bini, sa che bisogna puntare forte sul settore nautico, anche con l'aiuto di strumenti legislativi creati per rendere solido questo comparto. Ce lo hanno imposto i numeri, noi abbiamo 96 km di costa, noi abbiamo 25 marine, noi abbiamo circa 16.000 posti barca, ma poi abbiamo una filiera che dà lavoro a più di 10.000 persone, quindi è un comparto molto importante, una filiera molto robusta, molto forte. Noi abbiamo voluto come dire, dotare questo comparto di uno strumento legislativo unico in Italia, perché siamo stati i primi a farlo, in grado di supportare questa tumultuosa crescita che c'è stata soprattutto negli ultimi 3 anni. Quindi un sostegno a favore delle marine, un sostegno a favore dei proprietari di mezzi nautici, un sostegno per quanto riguarda le politiche turistiche legate al mondo della nautica, quindi un sostegno alla fine al sistema della nautica a tutto tondo. In particolare l'intervento sarà forte sulla darsena di Lignano Sabbiadoro, una delle più interessanti del litorale friulano, investimento minimo che sfiora i 3 milioni di euro. Abbiamo già messo a disposizione i primi 3 milioni e mezzo di euro, abbiamo voluto intervenire direttamente nella gestione della darsena del Porto Vecchio che ha più di 400 posti barca, quindi una darsena molto interessante e vedrete nel giro di qualche anno diventerà una chicca assoluta. I 2 milioni e 7 che avete messo come chip iniziale, pensate possano essere sufficienti o credete già dai rumors che questa cifra dovrà essere rivista? Guardi, io spero che non lo siano sufficienti, il che significherà che ci sarà stata una risposta molto forte da parte del mondo economico legato al comparto e di conseguenza noi ben volentieri andremo a rifinanziare le misure.